Benvenuti a Come rendere la vita più facile al personale ospedaliero. L'ingiustificato utilizzo del campanello d'emergenza. Infermiera, scusi. Causa gravi interruzioni nell'attività lavorativa. Dia un occhio di tutto il personale. A Barbara D'Urso. Non è troppo pallida Stasera. Se il personale fa una domanda al paziente, Signor Canal, è riuscito? Sì, dottore, è già andato di corpo. Significa che il paziente è in grado di rispondere da solo. 2 volte, dottore. Ma un odore? Mai sentite una roba del genere? Prima di interrompere il lavoro del personale, Scusi infermiera, sia gentile. controllati intorno. Quali sono gli orari delle visite? I servizi d'emergenza del pronto soccorso È da ieri che ho un dolore insopportabile a questo dito qua. O era questo? non sostituiscono il tuo medico di base. Di questa mano forse. Non so più. Forse era un dolore psicologico. La correttezza degli esami clinici non correla con la quantità di materiale consegnato. Insomma, non è che se il contenitore che consegni è pieno di me, l'esame delle feci viene eseguito con più professionalità. Se assumi tante medicine, Le ho portate perché così è più comodo. è cosa buona scriversi i nomi sul foglietto. Qui non c'è, ma prendo anche l'Asix. L'Asix? Quando esponi il tuo problema di salute, Dottore, è la prima volta che ho sentito questo dolore fortissimo. Raccoglievo pomodori vai al punto. rossi, ma grossi. Adegua al contesto il volume del tuo apparecchio telefonico. No, non mi disturbi. Quando il medico ti chiede se hai avuto delle patologie, La vede sta cicatrice qua? Un mega herpes. si intendono problemi di salute importanti. Ma poi un trapianto? Sì. Al fegato, mi pare. Dovrei avere una cicatrice. Se vedete un infermiere davanti al PC, sta ordinando un paio di scarpe su Zalando, scorte di materiali e farmaci, una pulizia del viso su Groupon, scorte di materiali e farmaci. È la risposta corretta. Per questo va disturbato solo in caso d'emergenza. Concludo con le parole di Elisabetta. Di questi tempi siamo stati descritti come angeli ed eroi, ma la verità è un'altra. Questo è il nostro lavoro, un lavoro che abbiamo scelto, per il quale abbiamo studiato, per il quale abbiamo sacrificato vita sociale, amorosa e familiare. Non siamo eroi, perché anche noi abbiamo paura. Mi chiedo cosa succederà? Mi ammalerò? Porterò qualcosa a casa della mia famiglia? E non sto parlando solo di questo momento, perché noi abbiamo a che fare con malattie infettive come tubercolosi, HIV, epatiti ogni giorno, ed ogni giorno noi ci prendiamo cura di tutti, indipendentemente dal colore della pelle, sesso o condizione sociale. Mi dispiace che ci sia voluta un'epidemia a livello mondiale per farci notare, per dimostrare quanto valiamo, quanto il nostro lavoro sia necessario. Ora siamo acclamati come eroi, ma fino a un mese fa non ci cagava nessuno. Venivamo bistrattati, insultati, menati anche. Mi preoccupa che una volta finito tutto questo, perché finirà, noi torneremo nell'ombra. Nessuno si ricorderà più di noi. Non vogliamo medaglie, vogliamo solo che la gente sia grata di quello che facciamo, salvare vite ogni giorno. Tu continua a farci ridere ogni giorno. Aspetto con ansia il tuo prossimo video. Ah no, questo è per me, che figure. Dottore, io ho letto su Google. Mai dire così a un medico, mai.